diamo il benvenuto nel Centro Culturale Casa Antonio Zanussi di Pordenone per aprire le nostre porte, la nostra accoglienza dopo questo periodo di chiusure a singhiozzo. Ma adesso apriamo per vedere la mostra di Anzil, dedicata ai 700 anni della morte di Dante Alighieri, in collaborazione con la Fondazione De Claricini, che sta già promuovendo molte manifestazioni nella sua bellissima dimora. La mostra, ora entriamo nella Galleria Sagittaria, dedicata all'approfondire l'inferno, ci porta ad immergerci nelle figure anche un po' travolgenti, infernali, però durante l'estate vi accompagneremo anche a conoscere il luogo dove Anzil ha pensato e ha creato queste opere, come qui si vede, con un inizio della selva oscura, perché lui abitava a Tarcento, in mezzo agli alberi, dove tuttora il figlio Aulo, che mette a disposizione queste opere e che avremo modo di incontrare, vive. È un luogo particolare del Friuli Venezia Giulia e vedremo anche un po' le sensazioni che anche questo luogo ci darà. Seguiteci durante questa presentazione oggi, ma anche nelle settimane e nei mesi successivi, con altri approfondimenti e altre conoscenze. Un saluto dalla Fondazione De Claricini Dorpacher a questa manifestazione che segna l'apertura delle manifestazioni dantesche da parte della Casa Zanussi di Pordenone, che è associata con la nostra fondazione per l'anno dantesco. Sono lieto di portare il saluto e dato l'importanza di questa mostra, l'importanza anche dell'autore di questa mostra, che è Anzil, che è un friulano di Tarcento, il quale durante la sua vita ha dimostrato di interpretare l'arte prendendo lo spunto da Dante Alighieri. Un augurio alla Casa Zanussi di Pordenone e a coloro che hanno organizzato questa mostra, affinché possa diventare un punto di riferimento nel pordenonese delle celebrazioni dantesche. La mostra di Anzil si inserisce all'interno di un progetto ampio e articolato dedicato a Dante Alighieri, che comprende da un lato una nuova collaborazione con la Fondazione Villa De Claricini Dorpacher, dall'altro una serie di attività musicali che si svilupperanno sia all'interno del 30° Festival Internazionale di Musica Sacra che in altre manifestazioni. Ecco il perché di questo mio intervento nel giorno di apertura della mostra. Ricordo brevemente in questa sede che il progetto Dante è un filo conduttore che quest'anno lega a distanza le mostre di Villa De Claricini con quelle programmate nel centro Casa Zanussi, accanto a molte altre iniziative, anche in collaborazione con IRSE, Università Terza Età e il palinsesto del festival. Anticipo che a dicembre ci sarà un grande concerto al Teatro Verdi di Pordenone dal titolo Dante in musica, mentre a cura del Centro Iniziative Culturali ci sarà un progetto innovativo legato all'utilizzo di nuove tecnologie digitali, una installazione multimediale, Dante Sound, una libera interpretazione dei codici danteschi con lettura e sonorizzazione di celebri terzine tratte dalla Divina Commedia. Ma di tutto questo avremo modo di parlare più dettagliatamente in altre sedi. Nel frattempo, buona mostra e buon Dante a tutti voi. Quando si è parlato dei 700 anni dalla morte di Dante, qui al centro abbiamo pensato subito ai grandi numerosi materiali che Anzil Toffolo aveva dipinto negli anni dall'86 all'88, tutti dedicati alla Divina Commedia. Perché? Perché Anzil era un grande estimatore di Dante e della Divina Commedia,
tant'è vero che si provò anche, fece la traduzione di vari brani del grande poema, ma soprattutto Anzili ha messo in immagini questo poema. Non dobbiamo dire che ha illustrato, perché la parola veramente non è adeguata al suo lavoro. Lui veramente ha reimmaginato, diciamo, le scene della Divina Commedia, e qui ci troviamo di fronte a un'ottantina di opere circa che si occupano soprattutto dell'inferno e del purgatorio, meno del paradiso. Bisogna pensare che Anzili era un autore molto carnale, ecco, molto sensitivo, e quindi erano proprio i corpi, erano proprio le atmosfere che lo interessavano, e ci troviamo di fronte a questa messa in immagine dell'inferno, del purgatorio e in parte anche del paradiso, e sono veramente delle immagini straordinarie, perché in esse Anzili mette in funzione tutta la sua capacità immaginativa, tutta la sua capacità di affabulazione, tutta quella stessa capacità che lui metteva per esempio nel fare gli autoritratti, che sono autoritratti spesso ambigui, che possono essere sottoposti a varie interpretazioni. Ecco, questo è il clima, diciamo così. Questa mostra, che presenta appunto più di 80 immagini della Divina Commedia, è completata proprio da un numero di 10 autoritratti straordinari. Io proprio dico tranquillamente, uno più bello dell'altro, autoritratti da museo. E ce n'è uno in particolare che è stato fatto proprio negli anni in cui lui faceva più di 100 opere sulla Divina Commedia, ed è un autoritratto profondamente visionario, si potrebbe dire.